Alla vigilia di una nuova stagione di scioperi e con l'economia che anche in Veneto dà segni di rallentamento, anche gli artigiani lanciano un grido d'allarme e si interrogano sui possibili nuovi modelli che potranno coniugare sviluppo delle imprese con la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori, ma anche rafforzare il ruolo di rappresentanza delle associazioni e dei sindacati di categoria. A Treviso un convegno promosso da Confartigianato Imprese Veneto ha delineato alcune strade possibili alla luce di un calo demografico che porterà, si stima, a 700.000 lavoratori in meno entro il 2025 e considerato che la contrattazione di secondo livello per l'artigianato è regionale. Rappresentanza e contrattazione. Due temi che viaggiano assieme e che soprattutto in un mondo che sta cambiando continuamente dobbiamo cercare di rafforzare affinché la rappresentanza innanzitutto sia fatta da associazioni di qualità e di peso e quindi di valore, come lo è per noi Confartigianato. Dall'altro lato che ci siano delle sigle sindacali che veramente sappiano rappresentare i lavoratori e che nel dialogo sappiano veramente portare i valori dei lavoratori ma anche dell'impresa. Il problema in questo caso della demografia è che ogni anno noi abbiamo una sostituzione di lavoratori, c'è un certo numero di lavoratori che va in pensione e un certo numero di giovani che si affaccia al mondo del lavoro. Recentemente abbiamo una sfasatura fra la tipologia delle persone che vanno in pensione e la tipologia che si affaccia nel mondo del lavoro. In particolare ora abbiamo nel Veneto fra i nuovi pensionati circa metà di loro ha solo la licenza media e l'altra metà ha invece un diploma, mentre fra i giovani sono almeno l'80% diplomati e inoltre i giovani sono molto meno rispetto a quelli che vanno in pensione. E quindi una buona contrattazione collettiva che assicura salari adeguati, possibilità di formazione, tutele e welfare contrattuale e bilaterale di qualità naturalmente rende più attrattive le imprese. Inoltre la contrattazione collettiva può far molto aiutando le imprese nella gestione migliore e più efficiente attraverso norme nuove, moderne sull'inquadramento, sull'organizzazione del lavoro, sugli orari di lavoro, sulle flessibilità. Una nuova contrattazione collettiva più moderna, capace di intercettare nuovi bisogni sociali e culturali, il contrasto al dumping contrattuale e al lavoro nero, il ruolo degli enti bilaterali e delle associazioni di rappresentanza, gli strumenti per tutelare insieme imprese e lavoratori. Peraltro il contratto collettivo, specialmente nel sistema dell'artigianato, ha sviluppato una rete di strumenti di protezione in chiave bilaterale, cioè non solo fa norme, pesa il lavoro, il valore del lavoro da trattamenti retributivi, ma ha costruito una rete di protezione dinamica attraverso l'istituzione, attraverso i contratti collettivi, di logiche partecipative bilaterali per dare le risposte ai lavoratori ma anche alle imprese sui punti più qualificanti: la sanità, la previdenza, la formazione, i percorsi di transizione occupazionale, la gestione delle crisi aziendali, ammortizzatori.